proprietari degli amici a quattro zampe. Sentiamo adesso le parole di Guglielmo Cevolin, presidente dell'Historia Limes Club, in merito al caso Trump, una parentesi dedicata anche ai risultati delle elezioni in Friuli Venezia Giulia. Sentiamolo. Riflessione generale sulla democrazia, visto anche che il tema democrazia e autocrazie è un tema che ha a che fare anche con il nuovo ordine mondiale, con il nuovo assetto del potere nella geopolitica. E dobbiamo tenere presente che Trump è prima stato cacciato dai social media, da Twitter, da Facebook, e dall'altro lato dobbiamo tenere presente che adesso c'è stata l'incriminazione per 34 capi e vedremo come andrà a finire. Certo, questo elemento influisce sulle primarie, soprattutto direi, prima di tutto, e quindi darà la possibilità agli elettori repubblicani di dissociarsi da Trump. Però qui vedremo come in effetti la logica dei partiti attuale è una logica che un cavallo, un leader che vince non si cambia. In questo caso il leader che potrebbe far vincere dimostra questa criticità e quindi questo potrebbe essere un elemento di abbandono da parte dei repubblicani. Certo, non è un elemento di abbandono da parte dei repubblicani né il fatto che Trump usasse delle fake news, ad esempio, o delle dichiarazioni false, ad esempio quella di dire che il muro sarebbe stato costruito tra Stati Uniti e il Messico a spese del Messico, oppure anche le contestazioni elettorali che ha fatto sia per le elezioni presidenziali che per le ultime elezioni di mid-term, in realtà alla fin fine non erano convincenti e quindi alla fine, vedete, Trump ha consenso al di là di quello che dice, perché sa comunicare, perché proviene da una storia di fiction, e su questo c'è un parallelo per esempio con Zelensky, quindi vanno di moda i politici che sanno comunicare bene e che addirittura hanno fatto fiction. La politica diventa fiction e quindi non è necessario dare importanza a quello che dicono, possono dire anche fandonie e comunque vengono seguiti per certi versi per una simpatia a prioristica. Ecco, sono i partiti leggeri ormai, con il leaderismo. Si aderisce al leader in tutto e per tutto, come quando si chiede perché la gente votava molto in massa per Berlusconi nonostante le criticità che esprimeva. Ecco, proprio perché molto probabilmente questi politici hanno, tra l'altro sono dei miliardari, almeno eh, Trump e Berlusconi, stranamente riescono a incarnare le aspettative dell'uomo comune che magari da un lato americano non ce l'ha fatta al sogno americano, dall'altro in Italia magari è imprenditore o vive di lavoro e si trova in difficoltà rispetto alle tasse, rispetto alla burocrazia, rispetto a tanti altri aspetti, quindi il voto dipende più da questa fede a prioristica. Ecco, nelle nostre elezioni regionali e comunali è accaduto qualcosa che conferma invece l'importanza dei partiti strutturati. La Lega ha tenuto più della lista Federica, che magari poteva avere più appeal per il collegamento diretto al leader e per una apertura anche a personalità non necessariamente corrispondenti pienamente al pedigree leghista. E dall'altro lato, un altro esempio è Udine, dove a Udine il Partito Democratico ha tenuto molto bene, mentre Fontanini, diciamo, probabilmente non in piena linea con la leadership della Lega di oggi, oppure non ben voluto proprio da tutti i militanti della Lega, ma magari ben voluto più in generale dal centrodestra, ha avuto dei voti inferiori rispetto alle preferenze date nello stesso giorno a Federica, presidente della regione. Quindi queste elezioni ci danno qualche speranza per avere dei partiti strutturati che
ancora tengono un rapporto con i cittadini un pochino al di là della mera comunicazione e solo del richiamo al giorno delle elezioni, e invece magari si occupano di politica anche un po' durante tutto l'anno.